Sani Zagade. Ya no malmiten a mí. Buongiorno. Buongiorno. Senta, vorrei avere un po' di informazioni per quanto riguarda gli alloggi, la possibilità, ecco, di dormire qui a Sirolo. Perfetto. Le accoglienze sono principalmente intorno al paese, hotel, bed and breakfast, e poi ci sono anche country house che sono intorno alla Cinta Desidera. Si va dal semplice appartamento all'interno della privata abitazione, oppure in hotel di vari gradi, come anche dei campeggi che ce ne sono diversi dislocati non solo intorno al paese, ma in alcuni casi anche proprio vicino alla spiaggia. Sì, mi dica. Nel caso in cui le servisse e non dovessimo essere aperti noi, c'è un praticissimo portale web che è possibile consultarlo anche via internet oppure al nostro schermo sull'entrata, che è Città Interattiva. Guardi, le presento il presidente della Proloco, Sandro Salvatini, che saprà informarle su molte altre cose. Va bene, tanto la ringrazio, Prego, sei gentilissimo. Grazie. Buongiorno, Buongiorno. piacere, Adelli. Cosa posso esserle utile? Vorrei avere un po' di informazioni su Sirolo e dintorni, è possibile? Prego, stia comodo. Grazie. Ne approfitto di questa fortunata conoscenza per chiederti un po' di informazioni, visto che sarò qui in vacanza, insomma. Sirolo si trova sulla Riviera del Conero. La Riviera del Conero è un territorio abbastanza ristretto, ma con molte peculiarità. Ci sono località da visitare, puoi avere mare anche o altro. L'importante è la tua voglia di scoprire, insomma. Ecco. Perché diciamo che Sirolo è a strapiombo sul mare, chi degrada poi andiamo su un'altra località che è Numana, però è da visitare tutto, cioè Numana e Sirolo, Porto Nuovo, Porto Recanati, sono località eccezionali della Rivierazione. Ci sono spiagge molto particolari, tipo quella delle Due Sorelle, che le Due Sorelle, non so, sono dei faraglioni, non so se Sì, l'avete l'ho visto. sentita. Ecco, sono dei faraglioni che vengono dal mare e sono il simbolo delle Marche. Diciamo che l'anno scorso è stata tra le prime 5 spiagge d'Italia, oltre alla bandiera blu che Sirolo ne ha conseguite 20 della natura. Quindi acqua pulita. Senti Sandro, invece per quanto riguarda le manifestazioni, ci sono degli eventi particolari che realizzate? Ma gli eventi ne facciamo visto che sei giovane, ti vorrei invitare a una manifestazione che è nata qui a Sirolo, in Italia come la prima manifestazione, non so poi, ecco, e questa qua è già da 3 anni che si svolge, non so se riesci a capire bene di cosa si può trattare. No, vedo soltanto tanto colore però. Esatto, questa è una cosa da ragazzi ma anche da famiglie, perché è stata una cosa molto divertente. Praticamente la manifestazione si chiama Paint My Run, cioè coloro la mia corsa. Colora la mia corsa, passi su delle porte ipotetiche dove ti tirano dei colori addosso, dei colori che sono delle vernici praticamente in polvere. Cioè tu e passi poi esatto, e poi diventi tutta colorata con questi. Insomma, va bene, allora il 14 settembre vengo perché questa veramente va non me la bene, voglio mi perdere, fai una piacere. pennellata così, va bene. Sandro, io intanto ti ringrazio e ne approfitto per prendere un po' di materiale. Grazie a te. Come ti dicevo, sono Claudia dalle Pendici del Conero. Piacere Claudia, Piacere. Adele. Allora, abbiamo una struttura dove ospitiamo le persone in 2 tipologie di camera. C'è la camera standard, che sarebbe con tutti i suoi comfort, riscaldamento a pavimento, aria condizionata, il frigo bar con l'acqua a cortesia dalle Pendici del Conero, tutti i suoi servizi. Ok. E c'è un'altra tipologia di camera che è la camera superior. La differenza tra le 2 camere è esclusivamente della grandezza della camera o dei ok. bagni. Magari dopo ti faccio vedere Sì, magari. qualcosa in modo che puoi capire meglio. Senti, quante stanze ci sono in questa Allora, struttura? abbiamo 5 stanze. Abbiamo sia il parcheggio qui all'interno della nostra struttura, che abbiamo anche un parcheggio 24 ore per i nostri ospiti, proprio in centro a Sirolo, a 200 metri dalla piazza. Abbiamo 3 ettari di parco con i nostri olivi, il nostro frutteto
e ci sono dei giochi per i bambini. E poi c'è una vista straordinaria. Stamattina fa un po' freddino, tu sei tutta smanicata, Claudia. Io sono freddolosa. Io sono colombiana e allora quindi, ho il sangue siete caldo. calienti. Sì, sì. Però vedo che giù c'è il mare, quindi anche sì, la sì. vista è stupenda. Sì, qui, sì, insomma. sì, sì. C'è una navetta, c'è un Sì, modo per arrivarci. guarda, da ne qui? abbiamo convenzioni, una con in una spiaggia a Sirolo, la spiaggia San Michele, dove loro ci offrono servizio ombrellone, 2 lettini più servizio navetta. Sì. Siete sempre aperti anche d'inverno, magari se voglio Sì. venire qui nelle Marche. Noi posso vi venire da aspettiamo te? a braccia aperte, sempre aperti. E ho la collaborazione di una persona che mi aiuta nelle pulizie, perché facciamo anche il servizio del riassetto giornaliero alle camere. Sicuramente a questo punto sono tua cliente per questa settimana. e Grazie. così magari adesso mi fai vedere un po' le stanze e decidiamo insieme se ne è quella libera. Come no, Benissimo. sicuramente. Sì. Claudia, allora intanto ti ringrazio per questa stupenda accoglienza. Allora mi porti dentro, Come così no? andiamo a vederla Certamente, insieme. come no. Grazie. Grazie. Senta, io volevo ordinare. Lei cosa mi consiglia? Perché qui ho visto tantissimi piatti. Sì, se le può interessare abbiamo del pesce fresco che adesso le farò vedere. Sì. Ah, però. Questo è un granchio, ok. Sì, granchio elastice, Elastice. che abbiniamo con i primi, di solito con tagliatelle e spaghetti. Oppure, come secondo, proponiamo al forno con verdure, patate e olive o alla griglia con dell'insalata, il rombo, la spigola, l'ombrina, il San Pietro, che sono pesci freschi dell'Adriatico. Con lei cosa mi consiglia? Quindi, visto che tanto è tutto pesce freschissimo. Per iniziare le consiglio di assaggiare il granchio e a seguire una bella tagliata di tonno saltata in padella con il sesamo. Bene, ok. Vado per questo, Perfetto, grazie. prego. Prego signora. Mamma mia, ma non mi avevi detto che era così grande la porzione? Mamma mia, che meraviglia! Io vado allora. Complimenti, grazie. Posso portare via? Sì. Anche questa, La bellissima pizza. Senta, ma posso poi magari chiedere anche allo chef qualcosa in più su questi piatti? Sì, certamente. Eh? Adesso glielo chiamo subito. Va bene, grazie Prego. tanto. Signorina, mi aveva cercato? Sì, piacere, Adele. Piacere. Senta, complimenti perché prima ho mangiato un guazzetto, a parte che sono delle porzioni enormi, però è veramente buono e anche quella tagliata devo dire mi piace molto. Diciamo che le nostre porzioni sono conosciute, molto molto abbondanti, anche perché di famiglia ci è sempre piaciuto vedere il piatto Bello pieno. bello ricco, sì. Questa ricetta molto delicata, nel senso che si parte con un soffritto leggerissimo di aglio e cipolla, ma prendiamo proprio il cuore sia dell'aglio che della cipolla, una leggera spruzzata di brandy, pomodorino fresco e poi si aggiunge, diciamo, il segreto della cucina è il brodo di pesce che tutti Se non ho il brodo di pesce a casa? a casa va bene, l'acqua della pasta con... Va bene, ok. Il dado mai. No, Mi il dato mai. raccomando, il dado Diciamo, mai. il brodo di pesce però è Ok, l'ideale. L'acqua della pasta leggermente sapida può andare bene, insomma. Quanto tempo deve cucinare? La più o cottura è meno? molto veloce, sono 5 minuti tra soffritto e tutto quanto. Una volta che si mette il brodo o l'acqua della pasta e si copre con il coperchio 10 minuti e abbiamo il piatto pronto. Se poi avete del pane raffermo a casa mettetelo nel fondo che si impregna di tutto il sapore e Sì, si sì, è finisce vero. poi con la carpetta. E invece questa? Il tonno è un classico tonno reale pinna gialla, quindi molto fresco, va battuto 24 ore per il problema dell'anisakis. Viene scottato all'esterno con sesamo
Ah, ecco. e appena ho una padella antiaderente o una padella appena unta, ma proprio passata con un panno unto d'olio, si cuoce 1 minuto e mezzo per lato. Molto rucola e pachino, la tradizione diciamo mediterranea, una salsa. Senta Giorgio, ma complimenti a parte per il ristorante, poi a questa meravigliosa terrazza, veramente è una Questa perla. è la gioia, diciamo, sono 20 anni che siamo qua, è la gioia proprio di tutte le mattine scendere, vedersi questo panorama, perché insomma se uno ha problemi il buon umore torna, È basta vero, guardare è il vero. panorama. E come mai questo nome della Rosa? La prima proprietaria, 1952. Ah, insomma, veramente una lunga Sì, tradizione. sì. Siete sempre aperti anche d'inverno? Sempre aperti, chiudiamo a gennaio per un mese di ferie. Beh, giustamente. Bene, io intanto la ringrazio, allora vado avanti con la Grazie mia a lei, è tagliata. stato un Grazie, è stato piacere. gentilissimo. Buon Buon appetito. lavoro.
Sagapa ma paga, gama pa ma paga, gapa ma sanini. Tudo que quiser tem que entender nas palmas da mão, se tiver porquê, frágil nessa terra, fácil derrubou. Quando jogou fora, tudo acabou. Sagapa ma paga, gama pa ma paga, gapa ma sanini. Sagapa ma paga. Buongiorno. Sono già in vacanza qui nella zona di Sirolo, però veramente salendo qui sul Monte Conero ho visto il vostro albergo, è stupendo. È un posto, era un ex convento. Ah, quindi era questo è un ex convento riadattato a struttura alberghiera. Sì, era un convento di frati benedettini. Entrando ho visto anche che c'è una chiesa. La chiesa è ancora consacrata, quindi è ancora una chiesa e è del 1033, risale le prime notizie storiche. La struttura quali servizi offre? Ecco. Allora, noi abbiamo sia camere con il terrazzino, anche l'affaccio panoramico verso sud, sì, che si vede tutta la costa verso Sirolo, appunto, sì. Numana. Oppure abbiamo le camere qui di fronte a noi, alla reception, che hanno l'affaccio verso il mare aperto e nelle giornate limpide lei riesce a vedere anche la costa slava. Abbiamo anche delle suite, soggiorno più camera matrimoniale, oppure sempre suite composta addirittura di soggiorno più 2 camere. Senta, più o meno anche per avere un'indicazione delle tariffe, quanto si spende? Allora, in questa stagione adesso non so se eri interessata a fare solo la camera, noi perché abbiamo anche il ristorante e quindi eventualmente uno può scegliere di fare... Lei mi dà più informazioni, Sì. mi dà così ho tutte le idee ben chiare. Benissimo. Comunque in questo periodo tipo la camera matrimoniale, diciamo quella con la vista e il terrazzino comfort, viene 120 euro. Ok. E la suite 170. Certo. Se volete usufruire del ristorante è possibile fare il menù alla carta, oppure c'è anche il menù mezza pensione, può scegliere sempre i piatti dal menù del giorno, è un menù a prezzo fisso, è di 28 euro esclusi vini e lei può scegliere anche questo menù se decide, può Bene. dirlo al ristorante, per noi non è un problema. Senta, invece altri servizi che ci sono, perché ho intravisto dalla foto che c'è un centro benessere. Sì, il percorso è composto di sauna, bagno turco, ci sono le docce emozionali, la stanza del sale che è un po' la caratteristica del centro. La spiaggia invece quanto dista più o meno? Perché io sono salita però ancora non mi oriento molto Allora, bene. la spiaggia in realtà è qui sotto, però noi siamo a 500 metri di Cioè, quindi, altezza. In estate mettiamo il servizio di navetta da giugno a settembre. Ho capito. Senta Sabrina, e se invece Sì. magari una giornata non voglio andare in spiaggia? Noi abbiamo una bellissima piscina esterna che si trova sotto gli alberi di ciliegie. Ah, ecco perché ho capito. Abbiamo anche il parco privato, oltre i sentieri proprio quelli della riserva del parco, oppure c'è il campo da tennis. Vabbè, insomma, voi sì, veramente... adesso magari uno in vacanza, giustamente, le attività ci sono qua. Insomma, coccolati turisti in tutto e per tutto, veramente. Ci si prova. Sicuramente sarò vostra cliente. Grazie, ce lo auguriamo, noi siamo sempre qua, allora speriamo di rivederla presto. Va bene, la ringrazio. A lei, buongiorno.
tratto di costa qui nella riviera del Conero mi è venuta la voglia di fare un'immersione, però tieni conto che io non ho mai messo la testa sott'acqua. Da dove si inizia? Sei arrivata nel posto giusto. Lo so. Allora guarda, per fare un'immersione senza che tu abbia mai fatto un brevetto è molto semplice, si può fare un piccolo corso che si chiama Discover Scuba Diving e tu, accompagnata da un istruttore 1 a 1, cioè mano per la mano praticamente, in un'immersione unica, dopo aver fatto una piccola lezione di teoria e una piccola lezione in piscina per i primi rudimenti tali che tu quando sia sott'acqua non avrai problemi di alcun tipo, e poi puoi fare tranquillamente un'immersione unica con un istruttore e visitare i nostri fondali meravigliosi. Senti, bisogna saper nuotare abbastanza bene per immergersi? Abbastanza bene no, però insomma tenersi a galla e saper usare un po' le pinne, questo sì, se hai usato pinne, maschera e snorkel altre volte è più che sufficiente per fare un'immersione. Quanto ci si mette più o meno per imparare le cose principali, ovviamente? Questa cosa che abbiamo appena detta si fa in una giornata. In una giornata? Sì, si fa una chiacchierata e ti si spiegano quelle 4 nozioni di teoria che devi sapere, si va in piscina un'oretta e si fanno questi esercizi solo propedeutici a questo tipo di immersione qui, poi si prende il gommone, si va lungo la costa e nel posto più bello in quel momento si fa un tour. Dopo aver fatto questa prova, se ti entusiasmi, puoi proseguire la tua storia subacquea o con noi o da un'altra parte in qualsiasi parte del mondo, puoi fare un corso che si chiama Open Water Diver e che ti abilita a una profondità di 18 metri. Per i bambini invece è indicato iniziare da piccolini? Assolutamente anche? Sì, per i bambini ci sono varie cose, possono fare un avvicinamento alla subacquea fino ai 10 anni e poi dai 10 anni in poi possono fare esattamente lo stesso corso che fa per una persona adulta. Marco, allora domani mattina a che ora ci vediamo? 8 qui. Cosa devo portare? Il costume e la tua persona. Poi se mi offri un caffè, volentieri. Va bene, il caffè te lo porto. Però prima mi devi dire quanto si spende. Allora, per quella piccola esperienza che ti ho detto, intorno ai 100 euro si fa questa esperienza fine a se stessa, ma comunque abbastanza divertente. E invece se vorrai proseguire dopo aver fatto questa, ti sarà piaciuto e vorrai andare avanti, con 420 euro, tutto compreso, quindi materiale didattico, attrezzature, uscite in mare, piscine, tutto quanto, l'istruttore, potrai ricevere il brevetto Open Water a casa, Open Water Diver a casa, e ti potrai immergere da quel momento in poi in tutto il mondo. Bello, va bene, allora ci vediamo domani mattina. Grazie, a domani. A te.
Allora, guardi, sono un po' indecisa, anche perché ci sono diversi piatti che mi piacerebbe mangiare. Lei cosa mi consiglia? Se come antipasto, magari padellata mollusco con le stasi, che è una specialità locale, sarebbe cozze, vongole, calamarette, scarpetti, tutti saltati in padella, con pomodorino fresco che lo serviamo in padella con bruschette. Ah, direttamente in padella? Direttamente in padella. Bene, Altrimenti i bombetti in crocchetta cosa sono? sono quelle lumachine piccoli del mare, no? Che sono fatti con pomodoro e fino più selvatico ci si usa molto in macchie. Ho capito, e invece di primi cosa I primi, allora abbiamo spaghetti e sfoglie, sarebbe cozze, vongole, pomodorino fresco, altrimenti specialità locali che ciabattoni, frutte di mare, ciabattoni sarebbe quelli rigatoni napoletani, quelli grandi, fatto con mosciolo di portolovo che sarebbe cozze, scampi, vongole, calamari, pomodorino pachino. Allora, guarda, facciamo così, vado direttamente al primo, prendo i ciabattoni con sugo di cozze, poi vediamo magari per il secondo. Va bene. Senti, io tanto le voglio fare anche un po' di complimenti per questo locale, perché è meraviglioso. Grazie, molto gentile. Ma lei è Silvio? Sì, diciamo Silvio il nome locale, io sono gestore di questo locale. E da quant'è che c'è questo locale qui? Noi, allora, il locale diciamo che è stato fatto da 30 anni fa, anni 80. Noi siamo qui da 15 anni. Ah beh, insomma, è da parecchio, ecco. abbiamo fatto- Siete a 2 passi dal mare? Sì, sì, noi siamo proprio sul terrazzo sul mare, abbiamo centinaia di scalini che arrivano tutte le spiagge. Ma la spiaggia come si chiama? Sassi Neri. Sassi Neri. Sassi Neri o San Michele. O San Michele. Ho capito. Senti, poi invece ho visto, ecco, ovviamente cucina tipica a base di pesce, pesce Cucina fresco, tipica, vero? esatto, noi abbiamo le barche che pescano per noi, diciamo, non cambia giorno per giorno, Certo. perché tanto dipende dai pescati che c'è al giorno. Ho capito. Va bene, intanto allora la ringrazio e prendo i ciabattoni. Grazie. Grazie a lei. E direttamente proprio in padella, perché noi serviamo tutti i primi piatti in padella. Ma questo è per una porzione? Sì, questo è per una persona, perché noi siamo abituati a porzioni un po' abbondanti. Bella abbondante, insomma. Spero che lei gradisce. Va bene, allora io vado. Va bene. In cucina chi c'è? Uno chef abbastanza colloquiale, posso chiedere magari dopo la ricetta? Sì, sì, certo, come? Noi abbiamo delle chef in cucina che lavorano e quando vuole gli possiamo dire la ricetta e chiediamo direttamente da lui. Va bene, allora adesso vado con calma perché è meraviglioso. Buon Va bene, appetito. grazie. Oggi prepariamo dei ciabattoni ai frutti di mare. Gli ingredienti sono aglio, peperoncino, olio extravergine, cozze, vongole, scampetti, granchio di scoglio e calamari. La preparazione: in padella facciamo un fondo di aglio, peperoncino e olio. Aggiungiamo cozze, vongole, scampetti, facciamo rosolare e bagniamo con un buon verdicchio di castelli degli Iesi. Aggiungiamo nel frattempo dei calamari e il granchio. A cottura ultimata aggiungiamo dei pendolini e del prezzemolo tritato al momento. Dopo 10 minuti di cottura dei nostri ciabattoni scogliamo dall'acqua, mettiamo in padella e saltiamo il tutto. Al momento della preparazione mettiamo a cottura ultimata del prezzemolo tritato. Cari amici, anche questa vacanza è finita, prima però vediamo quanto ho speso. Appartamento per una settimana ho speso 250 euro, ristoranti in media 20 euro al giorno per un totale di 140 euro, spese varie 100 euro, totale 490 euro. Vi do appuntamento la prossima settimana per un'altra vacanza da condividere insieme e siccome sono innamorata delle Marche rimarrò proprio nella zona e andrò esattamente a Fermo. Mi raccomando, viaggiate insieme a me. Ciao!